Alle 11.36 Genova e tutta la Liguria in silenzio per non dimenticare le 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Ai piedi del ponte istituzioni e cittadini per una città che prova a ripartire. Una targa in memoria di Henry Diaz, lo studente 28enne di Uscio, morto il 14 agosto, inaugurata questa mattina dai compagni di università nella facoltà di ingegneria. Anche il TGUL e la diocesi di Chiavari si sono uniti al ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi, campane a lutto e bandiere a mezz'asta per non dimenticare e chiedere rispetto. È iniziata la distribuzione nelle missioni dell'operazione Mato Grosso in Perù degli alimenti raccolti in diocesi ad inizio maggio, centinaia di giovani che avevano contribuito a riempire un container. Buongiorno a tutti, benvenuti al TG13. Un mese fa esatto il crollo del ponte Morandi, una vicenda che aveva lasciato tutti con grande apprensione e che è costata la vita a 43 vittime. Questa mattina alle 11.36, l'orario in cui il viadotto autostradale della A10 è crollato, la città di Genova, ma tutta la Liguria si è fermato per un momento di silenzio e di commemorazione delle vittime. Presenti ai piedi proprio dei due monconi rimasti ancora in piedi del ponte Morandi le istituzioni che hanno così ricordato questo momento. C'è un'emozione fortissima, anche perché poi lo sgomento che abbiamo provato tutti quanti quando siamo arrivati nel momento di poca distanza dal crollo e non si può togliere dalla memoria e dal cuore. E quindi insomma in questo momento veniamo qui con una grande emozione, con un grande sentimenti che non riesco poi a descrivere fino in fondo, ma quella che è lo sgomento si rinnova in questo momento. C'è stato un lavoro intenso da parte di tutti quanti, di tutte le istituzioni. Io non posso che ringraziare i vigili del fuoco, le forze di polizia, i volontari, il personale sanitario che hanno lavorato con una passione e un'intensità grandissima. E poi c'è tutta la città che si è raccolta attorno agli sfollati, ma soprattutto ai familiari delle vittime. Anche questo è stato un momento di grande importanza per tutta la città. Adesso c'è da ricostruire. Quindi. Come istituzioni locali da un mese ci facciamo carico di questa emergenza, credo che sia stato fatto uno straordinario lavoro da tutti coloro che hanno collaborato, dagli uffici del Comune, della Regione, da tutte le forze di sicurezza, i vigili del fuoco. Questa città, ogni suo cittadino, ogni sua impresa, ogni persona ha reagito con grande dignità ma soprattutto con grande determinazione. Quello che abbiamo chiesto al governo, e sono certo che sarà ascoltato, è di poter continuare con questa strada cercando di avere tutti gli aiuti possibili, cercando di non avere nessuno dei disturbi che possano in qualche modo distrarci da questo compito. Per noi il compito è aprire il ponte, qualsiasi cosa ci aiuti ad aprirlo un minuto prima è assolutamente benvenuto, qualsiasi cosa ci ritardi di un minuto quel ponte sarà il nostro nemico peggiore. Ad aprire simbolicamente le iniziative per il ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi, questa mattina nella facoltà di ingegneria a Genova è stata scoperta una targa in memoria di Henry Diaz, lo studente 28enne residente a Uscio, morto il 14 agosto scorso. A ricordarlo i suoi compagni di studio, il vescovo ausiliare Monsignor Nicolò Anselmi. Questa mattina l'inaugurazione, la commemorazione di un ragazzo che studiava qua a ingegneria, nella facoltà di ingegneria. Lei ha detto: ricordiamoci che di fronte a noi avremo sempre delle persone anche nel nostro lavoro. Quindi anche un messaggio per chi sarà il responsabile diretto per la ricostruzione di questo ponte. Ma certo, dietro tutte le cose che facciamo, anche quelle che ci sembrano più aride, ci sono sempre delle persone che le useranno, che le vivranno, e questo non dobbiamo dimenticarcelo mai. Purtroppo talvolta la fretta, il risparmio, l'efficienza ci fanno dimenticare, ci fanno vedere di più le cose, ci fanno dimenticare le persone, ma questo è un grande rischio che assolutamente non vogliamo mai più correre, ma questo riguarda tutti, non soltanto gli ingegneri che ricostruiranno, ma veramente tutti. Che ragazzo era Henry? Lui era un ragazzo brillante, era un gioiello, ma lui di quello che imparava non si teneva tutto per lui.
condivideva e lui trasmetteva. E questo lo sapeva lui, che chi insegnava a essere buoni agli altri brilla come stella nel firmamento. Allora lui sta brillando adesso e per me è una stella. Che ricordo hai di tuo fratello? Era il più grande, che cosa ti ha lasciato? È stato un maestro, perché la verità mio fratello è stato un maestro, anche se tante volte criticavo io stesso quello che mi diceva, lo ascoltavo sempre, perché Henry era una persona molto intelligente, aveva capito il valore della vita, quindi mi ha insegnato quello, a vivere. Oggi i suoi amici gli hanno dedicato questa targa, segno che gli volevano bene e che il suo ricordo non morirà mai. Segno che hanno capito la grandezza che aveva lui dentro. Sarà un bellissimo ricordo da portarsi dietro. Anche il Tigullio si è unito al momento di silenzio e anche alla commemorazione delle vittime del Ponte Morandi questa mattina alle 11:36, l'orario in cui appunto crollò il ponte un mese fa. Le campane hanno suonato a lutto e le persone si sono fermate per un minuto di raccoglimento. Il suono delle campane a lutto, le bandiere a mezz'asta nei luoghi pubblici, i messaggi sui pannelli informativi. Anche il Tigullio alle 11:36 si è fermato per ricordare le vittime del crollo del Ponte Morandi. Una vicinanza con il cuore e con il pensiero agli abitanti del capoluogo ligure, per non dimenticare e per chiedere rispetto per il lutto di una tragedia che in qualche modo ha colpito tutti. Io non riesco neanche a contare le volte che ho percorso questo ponte perché sono migliaia e ho avuto fortuna, questo sicuramente, la fortuna di non rimanere sotto questo ponte come questi 40 e più persone che sono mancate. L'importanza è soprattutto il pensiero che la gente dedica a questo minuto di silenzio e quindi è una cosa molto, molto commovente se viene effettivamente sentita dalla gente e quindi penso sia una cosa molto importante riuscire a godere, tra virgolette, di momenti come questo. Devono far sapere a tutti che la gente sta soffrendo per questa cosa, è stata una cosa troppo grave e quindi ben vengano anche questi per rammentare quello che è successo. I nostri figli crescono e pensare che in un futuro si sgretoleranno altri ponti non è un bel vivere. Di stare attenti a tutto, al disagio, alle cose che possono rovinarsi e fare delle tragedie, non lasciare andare tutto finché la va. Le cerimonie commemorative proseguiranno anche nel pomeriggio a Genova alle 17:30, un momento in piazza De Ferrari dove è annunciata la presenza anche del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle 19 in cattedrale la Santa Messa di suffragio per tutte le vittime di questa tragedia. Oggi è la solennità dell'esaltazione della Santa Croce, in festa le comunità parrocchiali di Santa Croce a Moneglia, dove nel pomeriggio alle 17:30 ci sarà il canto del Vespro. In serata alle 21:30 la processione solenne presieduta da Don Gianluca Trovato, rettore del santuario di Montallegro. E la festa della Santa Croce è celebrata anche nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante. Oggi nel pomeriggio alle 17 ci sarà l'offerta dei fiori dei bambini al Santo Cristo. Sabato, domani alle 21 saranno celebrati i primi vespri solenni e la benedizione eucaristica. Alle 22:30 in previsione lo spettacolo pirotecnico. Domenica il vescovo Alberto Tanasini celebrerà la messa alle ore 11 nella Basilica. La parrocchia di San Bartolomeo a Borzonasca festeggia il Santissimo Crocifisso. Oggi alle 15 la Via Crucis, alle 20:30 la messa in preparazione presieduta da Don Alberto Gastaldi. Domani vigilia delle feste, alle 20:30 la messa. Al termine si svolgerà la notte di misericordia con veglia notturna sino alle 6 di domenica mattina, quando saranno celebrate le lodi. Domenica alle 11:15 la messa solenne, alle 17 la messa per gli ammalati celebrata da Don Stefano Mazzini. Alle 20:30 i vespri la processione. Nell'ambito dei festeggiamenti ci sarà un momento dedicato ai bambini domenica alle 15 con giochi in piazza e alle 18 in piazza Severino con il concerto del corpo bandistico di Santo Stefano d'Aveto.
Tra fine aprile e i primi giorni del mese di maggio, centinaia di giovani della diocesi avevano bussato alle porte delle case del Tigullio per raccogliere generi alimentari destinati alle missioni in Perù dell'operazione Mato Grosso. A distanza di alcuni mesi i viveri stanno giungendo alle famiglie bisognose che vivono lungo la cordigliera delle Ande. L'operazione dunque è andata a buon fine. Nei primi giorni di maggio tanti giovani si erano mobilitati per riempire un container di viveri. Ora questo container è arrivato a destinazione. Ma è arrivato e ci faceva piacere così informare davvero tutti, perché ci hanno anche chiamato dalla missione, sia da Lima dove è arrivato il container e poi anche dalle missioni dove già sono arrivati i viveri. E sono arrivati a Lima già a giugno comunque, ecco, fine giugno, e poi piano piano hanno raggiunto già anche qualche missione. Dove sono destinati questi aiuti? Allora, sono destinati ad alcune missioni dell'operazione Mato Grosso, le missioni del Perù, e sono tutte missioni delle Ande, della cordigliera Blanca, e quindi insomma di diverso tipo, varie missioni. In questi giorni è già iniziata la distribuzione, quindi? Sicuramente ci sono arrivate anche delle foto, ci hanno mandato un po' così proprio per informarci, per farci sapere che tutto è andato bene, che è arrivato tutto, per cui stanno distribuendo sicuramente ai poveri che hanno bisogno. C'è stato anche un contraccambio con delle lettere di ringraziamento. Sì, sono state anche delle belle lettere, così, dove soprattutto i missionari giù hanno ringraziato e hanno di nuovo fatto presente comunque il bisogno che c'è della gente che è giù, e soprattutto ringraziando noi, voi, ognuno delle persone che ci ha aiutato. Nel mese di maggio si erano coinvolti tanti giovani. Quali sono stati i frutti qua nella nostra diocesi di questa grande operazione, questo grande sogno che avete in qualche modo realizzato? Ma sicuramente c'è stata una bella mobilitazione di tutti, dei ragazzi, ma anche suonando nelle case, di chi abbiamo incontrato nelle case, nel bene, nelle confusioni a volte, però sempre un movimento buono, ecco, che cerca comunque di aprire gli occhi verso quello che ci sta attorno. Solennità di Nostra Signora dei Miracoli a Cicagna. Al termine del tempo di preparazione, oggi alle 16 si terrà l'offerta dei fiori e l'affidamento dei bambini a Maria. Domani, giorno della festa, la Santa Messa al Santuario sarà presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini. Alle 17:30 la recita del Rosario e la Santa Messa, alle 21 il concerto della banda di Cicagna. Domenica alle 10:30 la Messa, alle 17:45 il Rosario, la Santa Messa, alle 20:30 i Vespri e la processione. La comunità parrocchiale di San Rufino a Levi si prepara a celebrare la solennità patronale di Nostra Signora della Guardia. Questa sera alle 19, durante la messa della novena, i bambini offriranno i loro fiori alla Madonna. Parliamo ora di scuola. Sta per iniziare lunedì prossimo il nuovo anno scolastico per gli studenti della Liguria. Come ogni volta sono tante le attese, le preoccupazioni e le speranze per chi è ancora impegnato in quel percorso di crescita umana e cognitivo importantissimo. A loro i consigli e i suggerimenti di Don Federico Pichetto, vicepreside del liceo Davigo di Rapallo. L'attività didattica ricomincia sempre con un misto di attesa e di paura. Attesa perché comunque uno è contento di tornare a scuola, è contento di rivedere le persone. Paura perché ogni volta che torni a scuola ti misuri con te. Sia che tu sia un docente, sia che tu sia uno studente, ma anche un genitore, il tempo della scuola è un tempo in cui ti guardi allo specchio e capisci un po' di più chi sei. Un anno scolastico che inizia anche con i fatti di Genova, il crollo del ponte. Sarà anche un modo questo per elaborare tutto quello che è successo all'interno delle aule. Ci sarà uno spazio per questo? Certo, è importantissimo che la realtà entri dentro l'aula scolastica, che la scuola non sia un recinto avulso da quelle che sono le cose che accadono fuori, ma che le cose che accadono fuori diventino motivo di riflessione e di comprendere ancora una volta non tanto il perché succedono certe cose, ma dove stiamo andando con queste cose che accadono, dove sta andando la nostra vita, la nostra società. Che augurio fare ai ragazzi? Con che spirito iniziare al meglio quest'anno scolastico? Iniziare senza avere paura di quello che si va a trovare.
iniziare col desiderio di guardare in faccia le cose, iniziare col desiderio di comprendere che dentro la scuola c'è una possibilità di bene e che il momento della scuola è un momento unico nella vita delle persone, così raro, così importante, che non può essere rovinato da niente, da nessun insegnante, da nessuna materia, ma anche da nessun nostro difetto, nessuna nostra paura. Una scuola che anche quest'anno farà i conti con l'alternanza scuola-lavoro, ci sono tanti progetti e un fermento nel territorio, anche questo è un modo per confrontarsi, mettersi in gioco, è un invito per gli studenti. Sì, l'alternanza di cui non abbiamo ancora contezza rispetto a quello che avrà come valore sull'esame di Stato nel nuovo anno, in realtà è una sfida incredibile per poter imparare facendo. Noi abbiamo scelto di lavorare nella scuola, si sceglie di lavorare cercando che i ragazzi possano trovare nell'esperienza in alternanza un'occasione di crescita e di come dire, anche capacità di sviluppo di coscienza critica, e quindi i progetti di alternanza nascono con il desiderio che i ragazzi possano fare un cammino non soltanto dentro quello che studiano, ma soprattutto dentro quello che fanno. E in vista dell'inizio imminente dell'anno scolastico, il consigliere delegato alla pubblica istruzione Rapallo Filippo Lasinio ha effettuato un sopralluogo nei plessi cittadini insieme ai responsabili della ditta che gestisce il servizio di ristorazione collettiva in città. I refettori delle scuole rapallesi sono stati oggetto nelle settimane scorse di interventi migliorativi per rendere l'ambiente più gradevole e sicuro. Il servizio mensa impiega i prodotti a chilometro zero e stagionali del territorio e presta un'attenzione particolare per la dieta di chi soffre di allergie e intolleranze, con riguardo per il rispetto dell'ambiente e per l'educazione alimentare. Domani e domenica sarà possibile visitare l'ex Colonia Fara di Chiavari. L'Open Day è voluto dalla proprietà per aprire il monumento alla cittadinanza e ai visitatori. Le 2 giornate saranno arricchite da eventi culturali a tema. Sarà inoltre possibile conoscere le migliorie progettuali apportate con la disponibilità dei tecnici progettisti e delle aziende impegnate nel restauro. In questa occasione si potrà visionare l'appartamento campione, percorrere gli ampi saloni e le camere della boutique hotel, ormai terminate, e godere dell'emozionante panorama Picco sul mare che si può vedere appunto dallo stabile. Per ragioni di spazio, alle conferenze del sabato pomeriggio e della domenica mattina l'ingresso sarà limitato a 250 persone. Parliamo ora di una iniziativa cinematografica che si svolgerà questa sera alle 21 al Cinema Mignon di Via Martiri della Liberazione a Chiavari. Si terrà la presentazione ufficiale di Cima Prod SRL, una neonata casa di produzioni cinematografiche che si è sviluppata proprio a Chiavari. L'ingresso è libero. Parteciperanno in qualità di ospiti e di relatori Marco Cipolloni, direttore del Dipartimento Unimore critico cinematografico, Maria Lodovica Marini, presidente dell'Amaca Gioconda e regista, Nerio Bergesio, presidente di Cima Prod, Mattia Ferrante, regista e sceneggiatore, Valentina Badaracco, attrice del Teatro Stabile di Genova, e coordinerà Daniele Lazzarin, docente di linguaggio cinematografico. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Rebello, poi tutte le altre notizie. Roma sotto esame, questo è il titolo di Avvenire. Moscovici, voi siete un problema, Draghi, i fatti dei danni inaccettabile, Nava costretto a lasciare la Consob. Manovre non solo, Bruxelles critica la linea economica dell'Italia e parla anche di piccoli Mussolini, Di Maio e Salvini non ci stanno e insorgono. E anche l'ONU in allerta per le nuove regole anti-umanitari su migranti e rifugiati. E poi Genova, la Lega e il Movimento 5 Stelle sono divisi, arriva un decreto leggero. Ai nuovi vescovi il Papa dice abusi da contrastare con migliore selezione. E poi le 5 Italie della disuguaglianza, vediamo appunto all'interno di Avvenire, rilancio, crisi e paura, 5 volti dispersi di un paese spaccato. Il rapporto presentato all'incontro nazionale delle ACLI, il nord ricco vede crescere le disparità sociali, il sud fragile, terra per le forze antisistema. Il presidente Agli Rossini si decide se stare in Serie A o in Serie B, oggi è atteso anche Conte, il caso del corteo di Casa Pound a novembre, secco no della diocesi. Passiamo invece adesso al secolo XIX che ha una controcopertina, il cuore di Genova, un mese fa il disastro di Ponte Morandi, oggi la commemorazione, vediamo questa foto con il troncone del ponte ancora in piedi e un bimbo che gioca a calcio, come dire, il futuro comunque c'è.
ed è per Genova. E oggi Genova si ferma per un minuto, via libera al decreto per Genova, ma i litigi frenano la ricostruzione, divisi tra Lega e Movimento 5 Stelle. Oggi il Premier Conte alla cerimonia per commemorare le vittime alle 17:30. E poi altre notizie: fondi della Lega a Lussemburgo, i PM un via vai di soldi sospetti. E poi Chiavari, svolta nei parcheggi, arriva la tariffa frazionata. E allora vediamo nelle pagine del Levante, posteggi blu, lunedì scatta la rivoluzione, frazionamenti della tariffa e nuova app, gestione diretta del comune attraverso Marina Chiavari, ridurremo l'addizionale IRPEF e investiremo sui bus gratuiti. Ancora dal Levante ligure, una vittima del Ponte Morandi era proprio dell'entroterra di Recco di Uscio. C'è commozione a un mese dalla sua morte. Su quel viadotto ho perso mio figlio, ma io perdono chi ha sbagliato. Il dolore composto della mamma del colombiano Henry Diaz, che vediamo qui nella foto. Ho perso un gioiello senza prezzo, ma la mia forza è la fede. Andiamo ora in redazione per vedere se ci sono altre notizie. Per noi oggi Giacomo Rizzi. Grazie Cristina, un saluto a tutti i telespettatori. Da lunedì 17 settembre, insieme alla ripresa delle scuole, entra in vigore l'orario invernale di ATP, che resterà valido fino al 16 giugno 2019. Il servizio di trasporto pubblico è rafforzato grazie all'acquisizione di nuovi mezzi, che dal 30 settembre inizieranno a circolare. Sono 40 in tutto, acquistati con i finanziamenti del Patto per Genova. Sono confermate tutte le convenzioni dei servizi scolastici degli anni precedenti, come anche rimarranno invariati i chilometri garantiti su tutte le linee, che sono circa 9 milioni. Tra i servizi più apprezzati di quelli introdotti lo scorso anno, il servizio a chiamata nel comune di Recco viene riconfermato anche negli orari invernali e in più ci sarà l'aggiunta della fermata presso l'ospedale di Recco. Dalla redazione è tutto. Grazie, ora parliamo di un appuntamento musicale che si terrà a Sestri Levante domani alle 21 al Teatro Arena Conchiglia, ultimo concerto estivo della Treves Blues Band, un ritorno nel Tigullio per l'artista che dal lontano 1974 non ha mai smesso di divulgare i valori del blues in Italia. È stato uno dei primi musicisti a credere in quello che ha fatto, ha lavorato tantissimo, è sicuramente quello che ha sdoganato un genere musicale, anche trasformandolo, anche costruendolo per tantissimi fruitori, per gli amanti di rock, del country, di tutti, per rendere questo genere musicale alla portata di questa nazione e tutti dobbiamo molto a lui. Adesso suono l'armonica, io 30 anni fa quando suonavo con lui non ci pensavo nemmeno, questo è un piccolo aspetto. Un artista che oggi mette insieme anche diverse generazioni, quelli un po' più anziani e i giovani musicisti. Ma certamente sì, perché la capacità di Fabio è sempre stata quella di unire e oltre al suo modo di suonare, ad essere decisamente brava, ad avere uno dei suoni di armonica più belli che si possono sentire in Italia, c'è sempre la sua disponibilità a promuovere gruppi giovani. Che significato ha per un giovane che fa musica del territorio poter assistere, comunque partecipare ad un evento di questo tipo? Poter vedere il blues trattato in questo modo da un gruppo italiano che tenta di farlo arrivare al pubblico più vasto possibile senza trattenersi da contaminazioni da altri generi, fa capire che è un genere musicale aperto alla novità, alla generazione nuova della musica. Io personalmente amo molto Treves, il suo modo di vedere il blues e di fare spettacolo, perché lui è anche uno showman oltre che semplicemente un grande musicista. Un concerto che di fatto chiude una stagione ricca di appuntamenti. Come è andata? La stagione è andata molto bene per Sestri Levante quest'anno, sia gli eventi legati al Festival Blues, ricordiamo abbiamo avuto a luglio 2 artisti internazionali, sia per i Sestri Live e tutti gli eventi connessi alle strade di Sestri Levante. Siamo molto contenti, si sono inaugurati anche eventi nuovi anche di altre associazioni come può essere No Panic Events che collabora strettamente con Mojotic. Siamo molto contenti, il bilancio è positivo e speriamo in una nuova stagione l'anno prossimo altrettanto buona.
Abbiamo ancora una notizia di sport, di pallanuoto. La Prorecco ha annunciato l'ingaggio di Nikša Dobud, centroboa croato, classe 1985 dal JUK, la squadra pallanuotistica di Dubrovnik. Il giocatore ritrova mister Rudic dopo i successi con la nazionale all'Olimpiade di Londra del 2012, agli Europei di Zagabria del 2010 e alla World League di Almaty del 2012. Il centroboa potrà giocare dal 12 aprile 2019 al termine della squalifica di 4 anni per aver saltato un controllo antidoping domiciliare. E con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. Vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione ritorna questa sera alle 19:15, alle 20:30 e alle 22:45. Vi ricordo inoltre che a partire dalle 19 su Telepace 3 al canale 115 potrete seguire in diretta la celebrazione eucaristica dalla Cattedrale di San Lorenzo a Genova in occasione del primo mese dal crollo del Ponte Morandi, una celebrazione in memoria delle 43 vittime di questo tragico evento. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.